Consiglio comunale straordinario stamattina aperto a Porto Empedocle sul dissalatore, accolta la richiesta del Comitato Cittadino Mare Nostrum. Oggi la giornata mondiale sul cancro alla mammella, i consigli dell'oncologo Antonio Savarino. Aperture straordinarie pomeridiane per la vaccinazione antinfluenzale predisposte dall'ASP di Agrigento nei poliambulatori della provincia. Sopralluogo straordinario del prefetto di Agrigento Caccamo nei luoghi colpiti dal maltempo. Inaugurato presso la Caritas di Agrigento il polo sociale integrato. Presentati in prefettura 2 progetti educativi dedicati alla prevenzione in collaborazione con i Vigili del Fuoco e l'Ufficio Scolastico Regionale. Operazione della Polizia di Stato in Piazzale Rosselli mirata allo spaccio della droga, individuati 13 extracomunitari. I carabinieri della provincia effettuano 2 operazioni verso un uomo che minacciava i genitori e un giovane minorenne dedito allo spaccio di droga. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 4 febbraio mercoledì. Stamani a Porto Empedocle si è svolto un consiglio comunale straordinario aperto sul dissalatore chiesto dall'associazione cittadina Mare Nostrum. Le interviste. Danilo Verruso, lei ha introdotto i lavori di questo consiglio comunale straordinario oggi qui a Porto Empedocle ribadendo le ragioni per cui è stata fatta la richiesta. Beh sì, noi già avevamo chiesto un consiglio e ottenuto un consiglio comunale il lontano 10 luglio, circa 6-7 mesi fa, dove chiedevamo delle spiegazioni. Quelle spiegazioni non sono mai arrivate, anzi per la verità ci hanno detto che il dissalatore che hanno quasi ultimato qui a Porto Empedocle era un dissalatore mobile che sarebbe stato trasferito e che quello fisso sarebbe stato costruito nella zona ex ASI industriale, mentre questo mobile sarebbe stato trasportato a Trapani. Ebbene, con il decreto ministeriale numero 42 del 2025 scopriamo invece che adesso il dissalatore mobile improvvisamente non ha più le rotelle e diventa fisso. Un dissalatore quindi che era stato realizzato su una procedura emergenziale, quindi scavalcando tutte quelle che erano le normative ad esempio urbanistiche, proprio per la sua temporaneità e per la quale erano stati dati dei pareri. Ebbene, oggi diventa un dissalatore fisso e quindi quei pareri a nostro modo di vedere devono essere totalmente rivisti, perché noi continuiamo a chiedere lo smantellamento di quel dissalatore che è stato costruito in una zona urbanisticamente non adeguata e che quindi deve essere poi trasportato dall'altra parte, nella zona ex ASI. E soprattutto c'è una cosa da sottolineare, e cioè oggi, detto proprio da Sicilia Acque, da un suo comunicato, il dissalatore non è mai entrato in funzione. E quindi questa emergenza dove sta? L'emergenza era quest'estate, ma adesso dove sta l'emergenza? Queste e altre domande verranno fatte al commissario e all'autorità e cercheremo di capire fin dove vogliono arrivare, perché i fatti dicono ben altro, cioè che si tratta di lavori fatti malissimo, che sfiorano addirittura il ridicolo, se non proprio ridicoli, diciamocelo, perché un tubo dopo 2 settimane non può venire a galla, quindi significa che i lavori sono stati fatti proprio male e vorrebbero pure addebitare la colpa al ciclone Harry. Siamo davvero in presenza di qualcosa di davvero, a noi sembrava un po' Zelig, ecco. Maurizio Gimino, ecco, questa partecipazione qui al Consiglio straordinario, lei è stato il secondo relatore, ma effettivamente in tanti si chiedono quale risposta ci sarà per la città di Porto Empedocle. Ma la città di Porto Empedocle deve essere liberata da questo mostro sulla spiaggia, perché questa non era la programmazione che era stata concordata in sede del Consiglio Comunale del 10 luglio e sono state disattese le aspettative e dette anche delle falsità. Quindi a questo punto vogliamo chiarezza. Chiaramente noi non siamo gli organi competenti a poter, diciamo così, verificare che cosa è mancato, cosa è successo. Una cosa è certa, si stanno buttando 30 milioni di euro pregiudicando l'utilizzo della spiaggia. Questa cosa potrebbe essere fatta tranquillamente in zona industriale, dove impianti ancora soli e gridano vendetta
al contrario invece della spiaggia, che non potrà più essere utilizzata se continua questo dissalatore come lo era in passato. Anche l'ex sindaco Orazio Guarraggi ha ritenuto di assistere a questa iniziativa sul dissalatore. È ovvio che noi siamo d'accordo sui dissalatori perché creano ovviamente un approvvigionamento idrico per l'intera collettività. Il problema è la collocazione di un dissalatore che inizialmente doveva essere provvisorio e quindi tutti eravamo convinti che, finita l'emergenza e la provvisorietà, poi si optasse per allocare nell'area ASI, dove storicamente c'erano i dissalatori. Quando io ero sindaco abbiamo fatto battaglie per difendere quei dissalatori nell'area ASI. È ovvio che questo non è avvenuto perché man mano che si è andato avanti si sono cambiate le carte in tavola, cioè da provvisorio è diventato definitivo. Le autorizzazioni che erano provvisorie, che avevano una valenza e una anche qualità di tecnico provvisorio, quindi era limitato nel tempo, adesso si è prolungato negli anni. Di conseguenza anche quelle approvazioni diventano illegittime dove c'è anche una variazione degli strumenti urbanistici e quindi anche non conforma agli strumenti urbanistici. Quindi noi vogliamo delle risposte perché questa Porto Empedocle deve avere un futuro, deve guardare verso avanti, deve avere una prospettiva di sviluppo, non può essere preda di chiunque arrivi e collochi un poco qua, un poco là le loro iniziative per soddisfare le loro esigenze tecniche ma anche economiche. Porto Empedocle è il diritto, oltre che il dovere, di guardare al futuro e riordinare la propria città. La partecipazione a questo Consiglio Comunale straordinario la tenta un po', sia sincero. Ma guarda, io vivo a Porto Empedocle, adesso sono in pensione, quindi vivo 24 ore al giorno già da un anno e mezzo, mi rendo conto della situazione, una situazione gravissima, è un paese abbandonato, proprio per questo hanno avuto facile purtroppo gioco questi soggetti che dal nord vengono e impongono le loro scelte senza che nessuno abbia mosso nulla dal momento in cui l'abbiamo saputo, perché quando si è scoppiata la grana i lavori erano già iniziati. E quindi Mare Nostrum, che io apprezzo la loro attività e ho rispetto del loro attivismo, ha avviato delle situazioni di contrasto alla realizzazione del dissalatore lì nell'area Enel. Purtroppo eravamo troppo in ritardo perché nessuno può fermare dei cantieri in corso d'opera con i contratti, con gli operai, solo la magistratura qualora si riscontrano fatti gravi e anche penalmente rilevabili. Di conseguenza questo è stato un inganno verso la città, di cui possiamo e dobbiamo porre rimedio. Oggi 4 febbraio, la giornata mondiale contro il cancro alla mammella. Sentiamo i consigli del dottor Antonio Savarino, responsabile del reparto oncologia dell'ospedale di Agrigento. La nostra provincia registra circa 300 nuovi casi all'anno. Sono il dottor Antonino Savarino, responsabile dell'oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e coordinatore della Breast Unit dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Accanto a me la dottoressa Chiara Iemmolo, che è infermiera di senologia della nostra Breast Unit. Oggi parliamo del tumore della mammella. È il cancro più frequente in assoluto nel sesso femminile. Ogni anno in Italia più di 55.000 donne si ammalano di cancro della mammella e nell'Agrigentino noi registriamo circa 300 nuovi casi all'anno. È un tumore in crescita, l'incidenza è in aumento, però accanto a questo aumento di incidenza oggi abbiamo una riduzione notevole della mortalità. Questo non solo perché curiamo meglio il cancro della mammella, ma anche e principalmente perché lo diagnostichiamo in fase precoce. E infatti un'arma importante per combattere questo tumore è la diagnosi precoce. E per diagnosticarlo precocemente è necessario aderire allo screening mammografico che viene fatto attraverso un invito alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che la nostra azienda fa puntualmente ogni 2 anni. Però se è giusto che queste donne si sottopongano periodicamente alla mammografia,
E è ancor più giusto che anche donne di età diverse rispetto a questa fascia di età, 50-69 anni, eseguano periodicamente i controlli, perché purtroppo il 40% circa dei tumori alla mammella insorge in età più giovane rispetto ai 50 anni, quindi è necessario che tutte le donne, specialmente dopo i 40 anni, facciano le visite specialistiche senologiche, l'ecografia e la mammografia, e anche dopo i 69 anni è utile controllare le mammelle, quindi l'invito è a fare questi controlli finalizzati alla diagnosi precoce. E infatti, se noi diagnostichiamo precocemente il cancro della mammella, riusciamo a guarire più del 90% delle donne che si ammalano. Ma una volta fatta la diagnosi, è bene che le nostre donne vengano inserite in un percorso virtuoso di cura, e questo percorso di cura virtuoso viene garantito dalle breast unit. Che cosa sono le breast unit? Le breast unit sono delle unità funzionali in cui c'è un modello organizzativo ben preciso, cioè più specialisti di branche differenti fanno squadra e discutono insieme ogni singolo caso. Questa squadra è composta dal chirurgo senologo, dall'oncologo senologo, dal radiologo, dal radioterapista, dall'anatomopatologo, dallo psico-oncologo, dall'infermiere di senologia e dal chirurgo plastico. Tutte queste professionalità, che sono accomunate dall'avere una particolare expertise nella gestione del cancro della mammella, discutono, come dicevo, ogni singolo caso e stabiliscono quello che è il miglior percorso di diagnosi e cura per la paziente. È dimostrato da tanta letteratura scientifica che tutte le donne che vengono seguite e curate all'interno di una breast unit hanno una probabilità di guarigione superiore al 20% rispetto alle altre donne non gestite all'interno dei centri di senologia. Noi abbiamo la fortuna di avere ad Agrigento una breast unit che è uno dei centri di riferimento regionali per la cura dei tumori della mammella, e la dottoressa Iemmolo ne fa parte come infermiera di senologia. Ogni settimana noi ci riuniamo per discutere tutti insieme ogni singolo caso e stabilire il percorso di diagnosi e cura che viene ricucito sulla singola paziente. E allora, alla fine di questo video, io volevo sostanzialmente mandare 3 messaggi. Il primo: è necessario cercare di prevenire l'insorgenza dei tumori e del tumore alla mammella in particolare attraverso quello che si chiama prevenzione primaria, cioè porre in essere quanto necessario affinché il cancro non insorga, e questo attraverso stili di vita corretti, evitare per esempio l'abuso di alcol, evitare di fumare, fare attività fisica, avere una regolare e corretta alimentazione povera di grassi saturi. Il secondo punto: fare diagnosi precoce di cancro della mammella attraverso le visite specialistiche senologiche periodiche, attraverso l'ecografia mammaria, attraverso la mammografia e l'aderenza allo screening. E il terzo, importantissimo, curare in squadra il cancro della mammella attraverso l'inserimento all'interno di un percorso virtuoso garantito dalle breast unit. Agrigento ha la sua breast unit e le donne agrigentine hanno la fortuna di avere sotto casa la possibilità di essere inserite in questo percorso. E volevo infine chiudere questo video attraverso una battuta che vi farà la dottoressa Iemmolo. Allora, l'importanza della prevenzione non a caso si dice appunto che prevenire è meglio che curare, perché comunque grazie allo screening, grazie comunque a tutto quello che c'è dietro e a tutti i professionisti che ne fanno parte appunto del team della breast unit, si può arrivare veramente alla guarigione completa e comunque anche a sostenere la paziente in tutte le fasi del percorso. E l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento potenzia l'offerta vaccinale sul territorio provinciale con l'attivazione di aperture straordinarie pomeridiani dei centri vaccinali, con l'obiettivo di facilitare l'accesso alla vaccinazione antinfluenzale e aumentare la copertura della popolazione nelle giornate del 10, 12, 17, 19, 24 e 26 febbraio
Dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione contro l'influenza stagionale senza la prenotazione, recandosi direttamente presso i centri vaccinali di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca. L'influenza è spesso considerata una patologia benigna, ma in realtà rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica. Pertanto l'ASP di Agrigento invita la cittadinanza, in particolare le persone anziane e i soggetti fragili e le persone con patologie croniche, ad aderire alla campagna vaccinale, strumento fondamentale di prevenzione e tutela della salute individuale e collettiva. Il prefetto di Agrigento ha effettuato un sopralluogo attraverso una ricognizione aerea delle zone costiere della nostra provincia maggiormente colpite dal ciclone Henry, visitando i comuni di Lampedusa, Linosa, Ribera, Licata, Siculiana e Agrigento e riferendo l'entità dei danni constatati ai competenti uffici ministeriali. Il servizio. In seguito alle avverse condizioni meteorologiche dello scorso mese di gennaio dovuto al ciclone mediterraneo Henry, che hanno causato ingenti danni alle infrastrutture dei comuni costieri della provincia di Agrigento e delle isole Pelagie, il prefetto Salvatore Caccamo ha effettuato nella giornata del 2 febbraio una ricognizione aerea, cui sono seguiti mirati sopralluoghi a terra sia sull'isola di Lampedusa che sull'isola di Linosa, con il supporto aereo del 15° stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani, al fine di constatare la reale entità dei danni e valutare le possibili interferenze nella fruizione delle libertà costituzionali e dei pubblici servizi da parte dell'intera collettività. Come è noto, gli eventi sono stati di un'entità tale da imporre l'attivazione in prefettura del centro di coordinamento dei soccorsi fino a cessate esigenze, che ha garantito una costante attività di monitoraggio nell'evoluzione dei fenomeni stessi e un costante supporto agli amministratori locali. Nella circostanza, accompagnato dal sindaco di Lampedusa e di Linosa, Filippo Manino, il prefetto Caccamo ha avuto modo di constatare i danni cagionati dalle mareggiate alle strutture portuali del molo commerciale di Calapisana sull'isola di Lampedusa, nonché la grave compromissione della viabilità a Linosa. In occasione del sopralluogo a Linosa, la popolazione intervenuta ha rappresentato l'esigenza, che è anche la minore delle isole Pelagie, di un presidio dei vigili del fuoco, già da tempo dismesso. Approfittando del prezioso supporto aereo fornito dall'Aeronautica Militare, il prefetto Caccamo ha effettuato un'ulteriore attività ricognitiva nell'area costiera ricompresa tra il comune di Ribera e il comune di Licata, passando per il capoluogo Agrigento e saggiando le criticità conseguenziali agli avversi fenomeni meteorologici sulla terraferma, quali le frane che hanno interessato località Secca Grande di Ribera, la frana di via Roma Siculiana, la frana occorsa presso la Rupe Atenea di Agrigento, nonché gli ulteriori danni al molo foraneo dei Marina di Palma e quelli arrecati al quartiere Playa in località Mollarella a Licata. Al termine delle attività, il prefetto Caccamo ha rappresentato ai competenti uffici dipartimentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno le gravi criticità dei territori interessati dal ciclone Henry e le aspettative delle comunità locali. Ristori alle imprese a seguito del ciclone Henry. La regione siciliana ha pubblicato il bando. Il contributo straordinario può arrivare fino a 20.000 euro e sarà erogato sulla base della perizia asseverata di un tecnico abilitato che dimostri l'ammontare dei danni subiti e la sussistenza del nesso di casualità con il ciclone. Il servizio. Dal prossimo 17 febbraio si potrà richiedere il contributo straordinario varato dal governo Schifani lo scorso 29 gennaio a seguito del ciclone Henry. Sul sito della regione siciliana e su quello dell'IRFIS è stato pubblicato l'avviso approvato dal Dipartimento delle Attività Produttive. Le domande per l'accesso al contributo straordinario devono essere presentate esclusivamente per via telematica dalle ore 12 del 17 febbraio fino alle ore 12 del 19 marzo. Nei prossimi giorni sui siti del Dipartimento regionale Attività Produttive dell'IRFIS sarà reso noto l'indirizzo della piattaforma digitale al quale inviare le istanze. Il contributo straordinario può arrivare fino a 20.000 euro e sarà erogato sulla base della perizia di un tecnico abilitato che dimostri l'ammontare dei danni subiti e la sussistenza
sull'esistenza del nesso di causalità con il ciclone Harry. Il Dipartimento Attività Produttive stilerà poi un elenco delle richieste pervenute in modo decrescente in proporzione alle perdite segnalate da ciascun richiedente. Sarà poi l'IRFIS a erogare le somme. Migrazione e integrazione. Nasce oggi ad Agrigento il Polo Sociale Integrato nell'ambito del progetto Supreme 2 presso la Caritas diocesana. Valerio Landri. Si inaugura oggi il Polo Sociale Integrato della provincia di Agrigento, è realizzato nell'ambito del programma Supreme 2 finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2021-2027 e promosso dalla regione siciliana. Il Polo Sociale Integrato nasce dalla collaborazione e l'esperienza di coprogettazione fra la regione siciliana e una cordata di enti del terzo settore, di cui il capofila è il CIS di Palermo, ma di cui fanno parte anche la Cooperativa Sociale Proxima e la Fondazione di Religione e di Culto Mondo Altro, che è il braccio operativo di Caritas diocesana Agrigento. Attraverso uno sportello fisso che avrà sede presso il centro di ascolto diocesano della Caritas diocesana e delle equip mobili attive sul territorio, si porteranno avanti delle azioni finalizzate non solamente a mettere insieme i servizi che sono a supporto dei migranti presenti sul territorio, ma anche e soprattutto dei servizi miranti al contrasto del grave sfruttamento lavorativo e non solo dei migranti presenti sul territorio della provincia di Agrigento. Saranno attenzionati non solamente il territorio di Agrigento, ma anche quei territori che sono fortemente caratterizzati da presenze di migranti stagionali che vivono situazioni di sfruttamento. Pensiamo per esempio al territorio di Ribera, per citarne semplicemente uno. Tutte queste realtà saranno coinvolte in azioni di monitoraggio e di contrasto. Presentati ieri presso la Prefettura di Agrigento 2 progetti educativi per le scuole della provincia dal tema "Oltre lo schermo la realtà brucia" e una chiamata "Salva la vita" in vista della cerimonia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevista per il 27 febbraio. L'iniziativa è svolta in collaborazione anche con l'Ufficio Scolastico Regionale di Agrigento e la Prefettura. Comandante, crediamo che la prevenzione sia proprio alla base della sicurezza. Sì, ha detto benissimo. Aggiungerei a questo precetto fondamentale della prevenzione che lei ha citato un termine per me rilevante: consapevolezza. Noi come Vigili del Fuoco ci occupiamo del dispositivo di soccorso, ci occupiamo di elementi amministrativi di sicurezza, di misure di prevenzione, di normazione tecnica. Direi che è importante che noi tutti, oltre gli obblighi, le cogenze e i rispetti normativi, trasmettiamo alla collettività questo principio della consapevolezza. Investiamo sulla collettività, investiamo sulle generazioni future. Ha già detto in ampiezza e dettaglio il prefetto. Come vedete, oggi in conferenza stampa non c'è solo il comandante, c'è una rappresentativa importante dei colleghi del comando, perché questa progettualità con i 2 bandi paralleli condivisi con l'ufficio scolastico regionale di Agrigento, grazie prefetto per aver sposato e dato ulteriore rilevanza a questi aspetti, ha impegnato tanto il comando, ma per noi più che un impegno la vediamo come un'opportunità a beneficio collettivo. È stato un impegno importante, ci permetterà di migliorarci noi stessi nel trasmettere alla collettività, alle nuove generazioni, l'importanza della sicurezza, la sicurezza come diritto, ma per poter cogliere questo diritto di sicurezza importante per noi tutti, nei progetti le nuove generazioni ci aiuteranno a interpretare un piccolo dovere di ognuno di noi per avere questo guadagno di sicurezza. Quindi un piccolo impegno di ognuno di noi, ad esempio nel chiamare i soccorritori o nell'avere la percezione del rischio effettivo concreto. Ci sarà la macchina dei soccorsi, ci sono le misure di sicurezza, però ripeto, è importante che noi tutti, e in particolare le nuove generazioni, grazie alla consapevolezza di una percezione, non vuole essere un qualcosa che metta timore, ma che dia contezza,
che, come vedete dall'abstract dei progetti, un progetto è tagliato per gli studenti delle scuole medie e un progetto è tagliato per stimolare la creatività degli istituti superiori. Come vedete da questi progetti vogliono essere veramente direttamente, concretamente capaci di dare sicurezza a noi tutti. Io ho colto subito l'occasione che mi ha proposto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per questa giornata in cui proprio il 27 di febbraio, quando ricorre proprio la ricorrenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di sensibilizzare con le giovani generazioni. I bandi che sono stati predisposti di concerto dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e dal dirigente dell'ufficio scolastico mira principalmente proprio alla sensibilizzazione, alla conoscenza di quelle regole fondamentali ma anche elementari che bisogna osservare per chi frequenta locali, intrattenimento, di pubblico spettacolo. Il mondo giovanile sappiamo che alla luce dei recenti fatti accaduti in territorio elvetico, ci insegnano pure che bisogna tenere conto di tante componenti, quindi non solo il rispetto da parte dei ragazzi che frequentano i locali di intrattenimento di quelle regole essenziali, con il maneggio di fiamme libere come è il caso di specie, ma soprattutto da parte dei titolari, dei gestori dei locali, perché anche loro sono tenuti all'osservanza di regole e di norme che dettano proprio la gestione di queste attività. Vi devo dire che proprio questa mattina, nell'ambito di un comitato ordine e sicurezza pubblica a cui ha partecipato anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, abbiamo messo pure a punto tutto ciò che riguarda le più recenti direttive che sono state emanate dal Ministero dell'Interno, proprio una circolare a firma del Ministro, che trae spunto proprio da quanto accaduto a Cras Montanà. E quindi da lì la necessità che da parte degli organismi tecnici si effettuino pure dei controlli mirati in questi locali dove si svolgono attività che molto spesso non corrispondono a chi ha ottenuto una licenza per una determinata attività. Quindi si svolgono poi attività complementari che poi vanno a detrimento anche di coloro che fruiscono di queste attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento. Ritornando a questa progettualità che è stata messa a punto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Ufficio Scolastico Provinciale, io non posso che attribuire un grande applauso e la massima condivisione, perché come detto va a incidere sulle giovani generazioni, sugli studenti, e si fa in maniera tale che almeno loro apprendano quali sono le regole elementari e soprattutto avere già come punto di riferimento chi opera materialmente e giornalmente nella salvaguardia e nella tutela dell'incolumità di coloro che fruiscono di queste attività. Quindi io ho colto subito con grande entusiasmo la proposta del comandante Barbera di promuovere nelle istituzioni scolastiche del nostro territorio questo progetto che si inserisce perfettamente nell'ambito di quelle che sono le linee guida ministeriali recentemente aggiornate dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara in tema di curricolo verticale di educazione civica, che prevedono per la prima volta proprio l'inserimento tra i temi che devono essere necessariamente affrontati in ambito curricolare dalle scuole, il tema della cultura della sicurezza a 360 gradi. Peraltro questo progetto coglie bene anche quello che è il nuovo spirito dell'insegnamento dell'educazione civica per come è stato concepito dall'attuale governo, dall'attuale ministro dell'istruzione, in quanto si è compreso come nella formazione dell'uomo e del cittadino di domani, che è l'obiettivo principale dell'insegnamento di educazione civica, non ci si può limitare ad una trasmissione nozionistica dei saperi, ma bisogna incidere su quelle che sono le competenze degli alunni, degli studenti, competenze intese come sapere, ma anche come saper essere e come saper fare. E questo lo fa benissimo questo progetto, che invita gli studenti non soltanto ad essere soggetti passivi della trasmissione di nozioni, ma protagonisti nella costruzione di queste specifiche competenze. Linea alla regia per la pubblicità.
I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno confermato la condanna a 6 mesi di reclusione inflitta in primo grado per Salvatore Antonio Gaziano, ritenuto responsabile di diffamazione aggravata ai danni della deputata del Partito Democratico, l'agrigentina Giovanna Iacono. La decisione chiude il secondo grado di giudizio e ribadisce un principio preciso: gli insulti sessisti e i messaggi di odio non rientrano nella libertà di espressione politica, ma costituiscono una violazione della dignità personale. A commentare l'esito del procedimento è stata la stessa parlamentare Iacono, che definisce la vicenda una battaglia lunga ma giusta. La vicenda processuale che mi ha vista coinvolta, afferma Iacono, come parte offesa si è conclusa in secondo grado, confermando pienamente la prima sentenza, afferma nella nota. La Corte ha ribadito ciò che il Tribunale aveva già sancito: gli insulti sessisti e la diffusione di messaggi di odio non sono semplici opinioni, ma atti che diffamano, feriscono, umiliano e mettono in pericolo la dignità di chiunque, in particolare delle donne che si espongono pubblicamente nella sfera politica. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti disposti dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, ha svolto nei giorni scorsi una mirata operazione di controllo nella zona di Piazzale Rosselli ad Agrigento, individuando un gruppo di extracomunitari dediti allo spaccio della droga. Il servizio. La Polizia di Stato di Agrigento, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti disposti dal questore Tommaso Palumbo, ha svolto nei giorni scorsi una mirata operazione di controllo nella zona di Piazzale Rosselli ad Agrigento. L'area è stata oggetto di numerose segnalazioni pervenute da diversi cittadini e commercianti della zona, che hanno riferito la presenza abituale di persone sospette e di comportamenti riconducibili a presunte attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla base di tali indicazioni, gli investigatori della sezione antidroga della Mobile di Agrigento hanno avviato una specifica attività di osservazione, predisponendo i servizi di appostamento nelle zone maggiormente interessate. L'attività ha consentito di accertare la presenza costante di un gruppo di soggetti extracomunitari nei pressi di alcune attività commerciali presenti in quella zona, i quali erano soliti mettere in atto brevi e fugaci contatti con diverse persone che transitavano nella zona. Tale evidente hanno condotto gli agenti ad effettuare dei controlli di polizia, procedendo alla perquisizione personale nei confronti di 13 extracomunitari che solitamente gravitavano in quella zona. Alla vista degli operatori della Polizia di Stato, alcuni di loro si sono dati a precipitosa fuga, abbandonando sul posto diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti. La successiva attività di perlustrazione dell'intera zona ha consentito di sequestrare un pacchetto di carte da gioco contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 11 dosi già confezionate con carta di alluminio e pronte per la cessione, avente un peso di circa 10 grammi. E il dottor Dario Infurna è stato promosso vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Il provvedimento è stato proposto dal capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, e deliberato dal Consiglio di amministrazione del Corpo. Il dottor Infurna, 39 anni, agrigentino, laureato in giurisprudenza e in polizia, dal 2017 ha rivestito importanti incarichi presso la questura di Enna, dove nel tempo ha ricoperto il ruolo di funzionario addetto all'ufficio immigrazione, di dirigente Digos e di capo di gabinetto del questore. È stato trasferito ad Agrigento il 12 dicembre del 2022, assume da subito la direzione dell'ufficio immigrazione in prima linea nella gestione del fenomeno migratorio, incarico che ad oggi ricoperto. Il questore di Agrigento Palumbo, oltre che a congratularsi con il funzionario promosso, ha augurato allo stesso un buon lavoro al servizio dei cittadini per la sicurezza di tutti. 2 le operazioni portate a termine dai carabinieri della nostra provincia: una esecuzione in carcere di un quarantenne ritenuto responsabile di minacce ed estorsione verso i propri genitori, l'altra a Menfi, dove è stato arrestato un giovane minorenne per spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio.
Due le operazioni portate a termine dai carabinieri della nostra provincia, una quella dei carabinieri della stazione del villaggio Mosè, del nucleo operativo e radiomobile, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Agrigento, l'ufficio GIP, nei confronti di un quarantenne italiano ritenuto responsabile di minacce e estorsioni nei confronti dei propri genitori. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una mirata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Dal mese di luglio 2025 l'uomo si sarebbe reso autore di numerosi episodi di maltrattamenti, tra cui minacce di morte e continue richieste estorsive di ingenti somme di denaro, condotte che avrebbero determinato un quadro di grave disagio e timore per le vittime. Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo quindi l'applicazione della misura cautelare. L'uomo, tratto in arresto, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attività svolta conferma l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto verso i reati commessi in ambito familiare a tutela delle persone più vulnerabili. A Menfi, i carabinieri della locale stazione, al termine di una mirata attività di indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione scaturisce dagli approfondimenti svolti dai militari dell'Arma, che hanno consentito di acquisire elementi investigativi, successivamente sottoposti all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Sulla base di risultanze emerse è stata delegata anche una perquisizione domiciliare eseguita con il supporto di una unità cinofila antidroga del nucleo carabinieri di Palermo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 100 grammi di hashish, in parte suddivisi in dosi, 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo THC, che è un concentrato derivato dalla cannabis, con un'altissima percentuale di principio attivo e per tale motivi particolarmente dannoso per la salute umana, comunemente noto come VAX, oltre a 230 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Ultimate le formalità di rito, il minore è stato arrestato e condotto presso il centro di prima accoglienza per i minorenni Francesca Morvillo di Palermo, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. E nonostante le approfondite indagini delle forze dell'ordine, ancora nessuna novità emerge sui 3 omicidi avvenuti giorni fa presso Montagna Reale a Messina. I colleghi. A quasi una settimana di distanza restano ancora molti interrogativi sulla morte dei 3 cacciatori rinvenuti senza vita il 28 gennaio scorso nei boschi di Montagna Reale nel Messinese. La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora chiarita e gli investigatori continuano a mantenere il massimo riservo sull'evoluzione delle indagini. Nonostante l'autopsia sia stata eseguita, le autorità giudiziarie hanno deciso di non restituire ancora le salme ai familiari, rinviando i funerali a data da destinarsi. Una scelta che conferma come gli accertamenti siano tutt'altro che conclusi. L'area del ritrovamento intanto resta costantemente presidiata e interdetta al pubblico giorno e notte, nella speranza di individuare elementi utili a far luce su un giallo che da giorni tiene col fiato sospeso l'intera provincia di Messina. Tra le comunità maggiormente colpite c'è quella di San Pierniceto, profondamente scossa dalla perdita di Davis e Giuseppe Pino, fratelli di 26 e 44 anni. Nel piccolo centro messinese erano conosciuti come persone per bene, lavoratori, riservati e molto legati alla famiglia. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che una semplice giornata trascorsa nei boschi potesse trasformarsi in una tragedia di tale portata per un paese di poco più di 2500 abitanti. La mattina del 28 gennaio i 2 fratelli erano partiti di buon'ora da San Pierniceto per raggiungere i boschi di Contrada Caristia, nel territorio di Montagna Reale, sui Monti Nebrodi, per una battuta di caccia, un'area distante circa 40 km dal comune di residenza. La stessa zona era stata scelta anche da Antonio Gatani, 82 anni, residente a Patti. Tra l'anziano e i 2 fratelli, secondo quanto emerso finora, non vi era alcun rapporto di conoscenza. A unirli è stata soltanto una fine violenta e al momento ancora inspiegabile.
I corpi dei 3 uomini sono stati ritrovati nel pomeriggio di quel tragico mercoledì, uccisi a colpi di arma da fuoco. Fin dalle prime ore successive al ritrovamento si sono susseguite ipotesi e supposizioni, ma gli inquirenti hanno scelto la strada del silenzio. A distanza di giorni, la morte dei 3 cacciatori resta avvolta nel più fitto mistero. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Patti e dal nucleo investigativo, sotto il coordinamento della procura di Patti. Le autopsie e i primi rilievi tecnici sono stati effettuati presso l'ospedale Papardo di Messina, ma nessuna informazione ufficiale è stata finora divulgata. Tutte le piste restano aperte e il quadro investigativo appare ancora frammentato e pieno di zone d'ombra. A San Pierniceto, così come a Patti, l'attesa di risposte si fa ogni giorno più pesante. I familiari dei fratelli Pino, distrutti dal dolore, attendono di conoscere la verità su quanto è accaduto e di poter dare degna sepoltura ai loro cari. Amici, conoscenti e amministratori locali li ricordano come 2 giovani seri e rispettati, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità. Anche a Patti ci si interroga sulle modalità della morte dell'82enne Antonio Gatani. L'intero territorio messinese, insieme ai familiari delle vittime, chiede chiarezza. A una settimana dai fatti, l'assenza di spiegazioni ufficiali e il riserbo assoluto degli inquirenti continuano ad alimentare inquietudine e sgomento tra la popolazione, nella speranza che i prossimi accertamenti possano finalmente fare luce su una tragedia che ha segnato profondamente più comunità. Letizia Pace, attuale consigliere comunale, è stata nominata dai vertici del partito provinciale commissario straordinario di Forza Italia a Palma di Montechiaro. L'abbiamo sentita in questa intervista telefonica. Letizia Pace è nominata oggi commissario cittadino di Forza Italia. Ecco qual è la situazione del partito a Palma di Montechiaro che hanno portato i vertici provinciali a nominarla commissario. Dottoressa Pace. Diciamo che a Palma c'è un gruppo abbastanza forte, siamo tanti consiglieri comunali che facciamo parte di Forza Italia, quindi l'impegno è massimo, in questo senso un impegno per il nostro territorio, sicuramente una nomina che mi gratifica. Sono grata agli onorevoli per aver riposto in me la fiducia. Farò di tutto per il rispetto dei ruoli e per la valorizzazione del confronto democratico, contribuendo a garantire sicuramente un clima istituzionale costruttivo, quindi un impegno nella politica sempre all'insegna della trasparenza, in modo da affrontare tutte le problematiche sempre per l'interesse e risolverli per l'interesse della comunità. Quindi lei dovrà portare il partito ai suoi organismi tradizionali, no? Sì, certamente. Forza Italia è stata sempre in linea con i valori liberali e riformisti, questi valori hanno contraddistinto il nostro partito e noi li terremo sempre alti, sempre contribuendo alla definizione di strategie politiche locali, promuovendo iniziative, ascoltando le istanze dei cittadini, rafforzando la presenza del partito sempre più sul territorio. A proposito, dottoressa Pace, lei è anche consigliere comunale a Palma e con guardo della situazione politica attuale nel vostro comune? Sì, come ho detto poco fa, siamo un bel gruppo di Forza Italia, siamo in maggioranza e questo ci permetterà sicuramente di lavorare e di apportare sempre nuove forze, nuova linfa vitale, nuova energia per lo sviluppo del nostro paese, del nostro territorio. Quindi appoggiate Castellino sempre? Certo, sempre col nostro sindaco Stefano Castellino. Le riserve naturali protette in Sicilia dallo Zingaro a Punta Bianca e la loro storia saranno al centro
della 3 giorni organizzate dall'assessorato regionale dell'ambiente per concludere le attività promozionali e divulgative messe in campo nel 2025 dal sistema regionale delle aree naturali protette e per presentare le attività dell'anno nuovo. L'evento, in programma dal 4 al 6 febbraio, si svolgerà nell'auditorium dell'assessorato in via Ugo La Malfa a Palermo. Nel corso delle 3 giornate saranno coinvolti il mondo della scuola, della ricerca, delle guide ambientali escursionistiche, delle associazioni di settore, degli enti gestori delle aree naturali protette, con il partenariato del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territorio, del Corpo Forestale, di ARPA Sicilia, in collaborazione con la rete delle aree marine protette della regione siciliana, con la Società Siciliana di Scienze Naturali e con l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. E questa era l'ultima notizia per TVA Notizie di oggi. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona giornata.